Una relazione durata qualche mese con un 28enne rom, vittima di ricatto un 70enne veneziano. L'uomo avrebbe iniziato quel rapporto prima del lockdown, poi il blocco a causa della pandemia e l'impossibilità di spostarsi. I due per quel periodo non si vedono più fino a quando si torna a poter uscire. A quel punto, alla porta del 70enne si presenta il ragazzo assieme a parte della sua famiglia. Scatta così il ricatto. Se non vuoi che raccontiamo tutto alla tua famiglia, devi darci 30.000 euro. Sarebbe questa la motivazione dell'estorsione, anche se le indagini da parte degli uomini della squadra mobile sono ancora in corso. A quel punto al 70enne non rimane che andare in questura e raccontare la vicenda. Immediate le indagini. La vittima fissa un appuntamento con i suoi estorsori per consegnare la prima parte del denaro pattuito, ovvero 3.500 euro. Ma all'appuntamento non è solo. Poco distante dal luogo della consegna si appostano i poliziotti che riescono a documentare il passaggio dei soldi attraverso il sistema di videoripresa. Per i quattro scatta così l'arresto. Si tratta di tre maggiorenni, il 28enne, un 50enne ed un 40enne, che su disposizione dell'autorità giudiziaria vengono portati nel carcere di Venezia, ed un minorenne di 16 anni accompagnato presso il centro di prima accoglienza a Treviso. Ora la questura sta cercando di fare luce sull'intera vicenda e le indagini sono tutt'altro che concluse.